Sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295 costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 alle Fornasette di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235 trevahome.it. Lecco e Prosesto si affrontano alla Riga Monticeppi per la 32esima giornata di campionato. Lecco che torna in campo dopo 8 giorni dal pareggio interno con il Grosseto, avendo saltato il match con la Pergolettese. Prosesto che invece ha impattato contro la Provercelli mercoledì e arriva a Riga Monticeppi col pieno della fiducia. Al rinvio l'ex di giornata, il portiere Livieri. Il rinvio, cerca di riconquistare palla il Lecco, va via Marchesi che prova dai 45 metri e la grande parata all'indietro di Pissardo che al 15° salva il risultato su questo guizzo di Marchesi, un altro ex di giornata. Il tocco ancora per il numero 29. Ci prova ancora dalla distanza, ancora Pissardo va a spolverare l'incrocio sulla conclusione di Gattoni che andava proprio sotto l'incrocio, ci prova dalla lunga distanza la Prosesto. Lecco frastornato in questo primo tempo. Capogna va via 2 avversari, poi viene steso da Pecorini. Rigore netto per l'arbitro Cherchi che indica subito il dischetto e ammonisce il numero 5 della Prosesto che falcia Capogna. Lo aveva saltato netto il numero 20 Luceleste, che da capitano va proprio sul dischetto. Capogna sceglie la potenza e la spara in curva sud, non c'entra la porta di Livieri. Riccardo Capogna, rivediamo, sceglie una soluzione di potenza sotto la traversa ma assolutamente non inquadra la porta di Livieri. Palla che va alta, Iocolano, il colpo di testa centralissimo di Marzorati, nessun problema per Livieri. 70° il Lecco ci prova anche con i cambi dalla panchina. Iocolano per Liguori, proprio entrato dalla panca, aveva cambiato la partita col Grosseto, qui invece non riesce a inventare Liguori la parata centrale di Livieri. Cross dalla destra, lunghissimo, il colpo di testa di Iocolano che sbuca alle spalle di Maldini, non inquadra però la porta. 88°, sempre 0-0. Calcio d'angolo, Seliak va a segnare ma il gioco è fermo, rischiata un'irregolarità, probabilmente la rivediamo, cadono a terra 2 giocatori dell'Ecco, Cauz e Marzorati, ma viene fischiata da Cherchi la punizione in favore della Prosesto. 91°, Mastroianni per Marotta che allarga a sinistra dove c'è Iocolano, converge Iocolano, mette dentro un cross deviato, Livieri è costretto all'intervento per metterla in angolo. Ancora Lecco, Iocolano, ci provano, Mastroianni non ha il tempo per calciare, il muro della Prosesto ha ragione in questo caso, il Lecco non riesce a inquadrare la porta. 97°, finisce 0-0, finisce così. Lecco ci prova con cuore ma poca lucidità nel finale, non riesce a trovare il gol della vittoria che significherebbe 3 punti, invece secondo pareggio interno consecutivo